Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti. I vostri applausi agli ospiti hanno già creato un clima di simpatia e di sintonia che io sento come afflato della città di Udine. Il titolo di questo incontro ci è venuto leggendo questo libro dell'amica Roberta De Monticelli che si chiama Umanità violata, l'ha già citato Franca, la Palestina e l'inferno della ragione. Perché ci è venuto questo titolo? Perché riflettendo su Gaza e sulla Palestina, su cui si è concentrato quest'anno anche il premio Terzani, quindi stasera vi invito alla partecipazione alla premiazione a una premiazione un po' strana, no? Di inversione, invertita rispetto a un vincitore. Quest'anno premiamo i vinti, no? Quindi è una cosa bellissima, credo, no? Una scelta molto originale. Bene, dicevo che questo titolo mi è venuto leggendo questo libro che non pone solo un problema di scarti oggettivi, ma pone anche il problema di coloro che scartano, spesso siamo noi. Cioè il problema non è solo che esista una Palestina, ma il problema è che noi, nonostante la sua esistenza, rimaniamo colpevolmente in silenzio. Ecco perché la Palestina diventa l'emblema dell'inferno della ragione. Roberta Monticelli in questo libro si interroga: ma che fine ha fatto la ragione dell'Occidente e soprattutto la ragione tout court, quella che dovrebbe governare le azioni di tutti gli uomini? Ecco, di questo parleremo questa sera, ma ne parleremo non solo con la filosofo, ne parleremo con gli addetti ai lavori che operano sul campo, scusate, fatemelo dire, in maniera eroica, perché queste persone non hanno prezzo e non hanno... Sono gli eroi di una cultura che sta diventando sempre più egoista e quindi, voglio dire, fanno parte di un mondo che si occupa di recupero di scarti e questa è una vocazione prima che una professione. Bene, partiamo perché noi vogliamo unire la riflessione e l'inferno della ragione con una Palestina allargata che rischia di essere il mondo, perché, come voi sapete, gli scarti non sono solo quelli palestinesi, ma sono diffusi in tutto il mondo. Addirittura c'è un continente abbandonato, qui degnamente rappresentato, ma ne parleremo. Intanto volevo cominciare subito con Roberta per dare subito il là. Ma tu hai parlato della Palestina come di un emblema, no? Di un emblema che richiama la coscienza generale. In che senso? Ecco, intanto grazie di avermi qui, così la povera voce di un poco di filosofia in mezzo agli eroi della ragione pratica. E poi sì, questa è un po' la questione centrale del libro. È stato detto la Palestina come metafora del mondo, come epitome del male, come appunto paradigma anche del presente. E io credo che in un senso sia evidente a tutti, c'è nel mondo questa forza feroce che lo possiede, fiano marsi dritto, come diceva Manzoni, no? C'è questo incredibile conclamato, nel senso proprio diciamo, di proclamato, di sdoganato rovesciamento del diritto, soprattutto internazionale oggi, in semplicemente legge del più forte. Abbiamo assistito a scene, perché dà fastidio questo, ho capito, a scene abbastanza indicibili, intollerabili. Ecco, io penso che in Palestina oggi proprio, secondo un'espressione che ho usato, bruci l'anima del mondo, per la ragione che diceva prima il professor Gasbarro, è la nostra umanità anche che è violata nello sterminio che si sta perpetrando oggi, in questi minuti, in ogni ora, in ogni momento, attraverso le bombe, attraverso la fame, attraverso l'invasione, attraverso il displacement, lo spostamento della popolazione, attraverso la chiusura
addirittura delle scuole, questo in tutta la Cisgiordania. A Gerusalemme ieri ne sono state chiuse 16 attraverso lo spegnimento degli aiuti dell'UNRWA, eccetera. Tutto questo che si sta consumando è anche, diciamo così, una sorta di fallimento della nostra umanità, in questo silenzio in cui si compie la cosa più terribile. Ecco, cerco di dirlo brevissimamente per non rubare il tempo a voci più importanti, ma insomma c'è quindi una normalizzazione dell'abnorme, perché questo è abnorme, quello che succede oggi a Gaza, ma quello che più generalmente succede in Palestina e quello che succede anche nel resto del mondo, quando noi vediamo i migranti trascinati con le catene per essere espulsi o scene di questo genere. Ecco, tutto questo che succede è abnorme e viene normalizzato. Questo è il primo punto disperante per cui la Palestina, che per tanto tempo, almeno dagli anni '80 in poi, è stata, diciamo, soffocata come problema nelle coscienze, tacitata, rimossa, diciamo forse più dal fallimento degli accordi di Oslo in poi. Ecco, questa rimozione che però nel silenzio in qualche modo indulge e approva silenziosamente e normalizza quello che accade, è però una normalizzazione dell'abnorme e però, diciamo, in qualche modo l'ossimoro alla terza potenza, la contraddizione alla terza potenza che vorrei illustrare è che questa normalizzazione dell'abnorme viene fatto, cosa indicibile, in nome della norma con la N maiuscola, nel senso che è in nome dei cosiddetti valori dell'Occidente. E questo lo sentiamo dire purtroppo non soltanto ai leader e ai governanti delle destre europee, statunitensi, occidentali, lo sentiamo dire in maniera abbastanza diffusa, lo abbiamo sentito dire addirittura per troppo tempo, così, mentre queste parole erano accompagnate dal silenzio nei confronti dello sterminio che si sta consumando proprio in Medio Oriente, e dall'Unione Europea, con lo stravolgimento completo delle ragioni stesse per cui l'Unione Europea diciamo, potenza di pace, cioè di diritto, era nata, quella che corre al riarmo, in nome dei nostri valori. Quindi nostri già è un assimoro questo, perché i nostri valori, i valori di cui parliamo o sono universali o non sono semplicemente qualcosa di identitario e di forza che si oppone ad altre forze, un noi a un loro, e di nuovo ricadiamo in questo gioco orrendo. Quindi questa triplice ossimoro, questa normalizzazione dell'abnorme in nome della norma superiore occidentale, che porta poi a che cosa? Con questo terribile doppio standard, per cui il diritto internazionale vale e va bene quando, diciamo così, si sanziona, fra virgolette, i nostri nemici, ma è assolutamente fuori gioco e fuori ascolto e addirittura oggetto di ludibrio quando sanziona, diciamo, i nostri amici, fra virgolette. Ecco, questo doppio standard sta uccidendo più assai che le guerre, più assai che gli stermini, il diritto internazionale, che invece aveva battuto alcuni grandi colpi durante la crisi che perdura appunto in Palestina. Ecco, io forse mi fermerei qua per questa prima battuta. Ecco. Grazie. Io volevo continuare su questa strada degli ossimori. Viviana, che dici di questi ossimori? Come si pone questo problema con l'Africa, visto che abbiamo un ospite africana che sente sulla propria pelle tutta questa violenza dell'umanità e questo assurdo della ragione?
Grazie professor Gasbarro, e innanzitutto grazie anche per l'invito di partecipare a Vicino Lontano. Sono friulana e da una vita che sento parlare di questo festival, ma abitando all'estero è la prima volta che lo vivo e veramente sono molto riconoscente dell'impegno che c'è anche in trattare questi temi difficilissimi. Come diceva Franca prima, io mi sono occupata di aiuti umanitari da qualche annetto ed è effettivamente spesso difficile anche per gli umanitari rispondere a queste domande. Non ci sono mai risposte chiare, però forse se c'è una piccola fortuna per gli umanitari è che non possono porsi tante domande, quindi proprio bisogna agire. E credo che oggi il messaggio che io voglio dare, grazie alla mia carissima amica Maggie, che adesso presento, è che... Beh, tutta questa parte è tutta Sì, vostra. sì, e ovviamente anche con Médecins Sans Frontières e Amnesty International, di cui ho il più grande rispetto. Io ho lavorato soprattutto per le Nazioni Unite, però nessuno da solo può fare veramente la differenza. E questo è un messaggio importantissimo degli aiuti umanitari, che si lavora sempre insieme, poi ognuno ha il suo approccio, le sue anche risorse, però la collaborazione e lavorare insieme è fondamentale. Volevo oggi soprattutto presentare una persona che ha cambiato la mia vita quando pensavo veramente che il pessimismo della ragione, del cuore, della volontà potesse prevalere. Io avevo fatto un anno nella striscia di Gaza nel 90 durante l'occupazione, poi sono tornata in Palestina per altri 6 anni più tardi e nel 93, nel novembre 93 ero in Burundi come responsabile dell'UNICEF per i bambini e per l'educazione ed c'è stato il primo, uno dei tanti colpi di Stato, comunque in quel periodo quando c'ero io il primo colpo di Stato, e dopo 2 settimane facendo un giro di, come si dice in inglese, di assessment, di valutare un po' cosa si può fare, perché la situazione era veramente drammatica, ho conosciuto questa signora, questa giovane signora, eravamo un po' più giovani, tutte e due, che era sopravvissuta al massacro con 25 bambini. Insieme abbiamo visto dei bambini tagliati a pezzetti, qua lo posso dire, non lo dico mai questo, dei neonati tagliati a pezzetti, e devo dire che dopo un anno a Gaza trovarmi in questa situazione, anche in un'età dove uno comincia a porsi qualche questione su che tipo di vita vuole fare, era abbastanza scoraggiante. Però incontrando Maggie a Ruigi, che è un paesino nel nord-est del Burundi, e vedendo quello che lei voleva fare, credo che ho capito che non bisognava più pensare a se stessi, ma bisognava pensare all'azione importante per questi bambini. Abbiamo cominciato a lavorare insieme, adesso dopo tantissimi anni lavoriamo di nuovo insieme, perché la vita è fatta anche di corsi e ricorsi, ma è importante avere un filo conduttore. E io vi presento Maggie Baranchizze, che ci racconterà la sua esperienza, la sua azione, e poi ci sarà l'occasione di parlare di questo, come vede anche un africano l'umanità e la Quello lo facciamo solidarietà. dopo. Sì. Prego. Maggie? Oui. Voilà. Je suis très émue de retourner dans cette belle ville d'Udine parce que ça m'a donné aussi il y a questo mi ha consegnato un premio, mi pare 23 anni fa. et je suis retournée dans son Io poi sono ritornata in questo paese. je suis née au Burundi. Io sono nata in Burundi, prima di Bientôt, je tutto. vais fêter mes 70 ans. Presto festeggerò il mio 68esimo compleanno Toute ma vie e tutta la mia vita des massacres, è stata segnata da massacri continui, ma naissance. dalla nascita, diciamo. Et ce qui m'a touché E poi quello che più mi ha colpito davvero nel cuore c'est è 1993, il 1993, le 21 octobre, il 21 ottobre in particolare. on a tué le président È stato ucciso il presidente del Burundi, Daé. Melchior Dae, Et puis on vivait dans e poi moi je vivais ci siamo trovati a dans mon village. vivere, diciamo, io nel mio paesino J'avais adopté cet avevo adottato un bambino.
Poi, quando avevo 24 anni, perché volevo dimostrare che la guerra non era etnica. Ma poi purtroppo questo 21 di ottobre ha finito con lo spezzarmi il cuore. Sono arrivati nel mio villaggio, hanno massacrato tutti i membri della mia famiglia. Ho finito col perdere 60 persone della mia famiglia grande, diciamo. E poi, arrivata a casa mia, è stato detto: lei non ha nessuna etnia, è una pazza, lasciamola vivere. A quel punto non sapevo neanche dove andare. I Tutsi non mi volevano perché avevo adottato 4 bambini di etnia Hutu. Gli Hutu nemmeno mi volevano, dicevano non si può nascondere tutto ai Tutsi, e quindi sono partita munita solo del mio coraggio e della mia fede. Mi sono rivolta al vescovato, alla curia, perché ero assistente del vescovo cattolico all'epoca. Sono andata lì, ho incontrato sia Hutu che Tutsi e ho detto loro: attenzione, dobbiamo testimoniare che siamo tutti parte di una stessa famiglia, una famiglia umana prima di tutto. E poi sempre lì, alla curia vescovile, è un luogo sacro, è sacro perché Dio ci ha creati tutti uguali, tutti identici, dobbiamo proteggerci a vicenda. Purtroppo poi il 24 di ottobre di mattina, ricordo bene, una domenica, e alle 9 di mattina ho sentito lancio di pietre scagliate e ho guardato, riconosco tra costoro dei Tutsi del mio gruppo etnico e ho visto anche membri della mia famiglia. E lì ho detto agli Hutu che erano con me: nascondetevi. Ho detto loro: andate nel controsoffitto e i bambini li metto sotto i letti. E sono andata a spalancare le finestre, aprire le porte, e ho detto loro, con le mani in alto, ho detto: in questa casa non ci sono che vostri fratelli e sorelle. Purtroppo poi mi dicono: ma che fratelli esattamente? E io le dico loro: guardate che è domenica e voi siete tutti cristiani prima di tutto. Io non permetterò, non vi lascerò uccidere gli altri. E poi mi hanno detto: ma hanno ucciso la tua famiglia. E io ho detto: va bene, è vero, e se hanno ucciso la mia famiglia, volete che divento anch'io una criminale? Volete fare come Caino che ha ucciso il fratello Abele? E lì sono stata attaccata e hanno finito con l'uccidere di 72 persone davanti ai miei occhi. E quella stessa giornata io ho deciso questo, ho deciso che avevo con me bambini Hutu e Tutsi. Allora li ho presi tutti e ho detto loro: voi sarete una nuova generazione che trasformerà il Burundi in un paradiso, in un paese paradiso. Però all'epoca non avevo nulla, non avevo soldi, non avevo casa, e così ho iniziato da zero, ed è in quel momento che la collega qui mi ha trovato, mi ha incontrato. Poi c'è stato un tedesco che mi ha prestato un pezzo di casa. E questo è stato l'inizio, diciamo, di un viaggio, di un'avventura. Tutti all'inizio mi hanno preso un po' come una povera pazza. Poi anche con l'UNICEF mi chiedevano: qual è il tuo piano d'azione, che progetti hai? E io dicevo: il mio piano d'azione è l'amore.
e so che l'amore può trasformare i cuori. Poi purtroppo la guerra mi ha fatto conoscere i bambini soldato, mi ha fatto incontrare bambini di strada, bambini sieropositivi con l'AIDS. Però voi siete qui, io volevo dirvi che nessuno potrà mai porre fine all'amore, bloccarlo. Io ho visto di tutto in vita mia, ho visto le torture, le peggiori, ho raccolto bambini senza braccia, ma ho sempre detto a me stessa, l'origine di questo male, di questa cattiveria è l'ignoranza, la malattia spesso, la povertà. E mi sono detta, devo combattere e contrastare tutto ciò. E ho finito col costruire l'ospedale per le mamme. Ci sono riuscita, ce l'ho fatta. E a far sì che per 8 anni con questo ospedale non c'è più stata nessuna donna morta di parto. Ho costruito delle scuole. Ho costruito delle scuole, ho mandato tutti questi bambini, ho detto loro tornate a scuola a imparare, perché con i valori degli Hutu, con questi vi voglio spiegare, vi spiego perché siamo qui. E poi purtroppo nel 2015 sono stata ricercata dalla polizia come assassina, come una criminale. E questo perché ho osato dire al Presidente della Repubblica, ho osato dirgli basta, stop. Gli ho detto che non potevo tollerare che vengano incarcerati dei minori, dei bambini, che si uccidano i bambini per mantenere al potere alcuni. E poi inevitabilmente me ne sono dovuta scappare, ho dovuto tutto lasciare dietro di me. Sono arrivata all'aeroporto che non avevo nulla, non avevo vestiti, non avevo borsetta, senza nulla. Mi sono ritrovata nell'aeroporto di Bruxelles in Belgio. C'erano dei giornalisti ad attendermi che mi hanno subito chiesto. Mi hanno chiesto, Maggie, adesso che hai perso tutto, cosa intendi diventare? Che ne sarà di te? E io gli ho detto, attenzione, non ho perduto proprio niente. Sono scappata con il mio tesoro dentro di me, la mia capacità di amare. Quindi sono andata, sono stata accolta in una bellissima casa in Lussemburgo e ho detto proprio alla Granduchessa del Lussemburgo, le ho detto, io devo tornare a casa mia, perché è un'altra la corona che mi aspetta, quella che prevede che io vada verso queste persone, perché un rifugiato è una persona umana innanzitutto, con dei talenti e che deve poter vivere nella dignità. Adesso sono in questo campo da 10 anni e l'ho trasformato questo campo di rifugiati in un sito di cittadini del mondo. Anche l'abito che indosso è stato cucito, confezionato dai rifugiati. E non faccio che ripetere questo, giro il mondo, sono stata anche negli Stati Uniti, anzi ieri ero negli Stati Uniti per dir loro smettetela di essere stupidi. Basta essere stupidi perché siamo tutti parte della grande famiglia umana. Ogni volta che qualcuno soffre a questo mondo è la nostra umanità che finisce col morire. Grazie a tutti.
Che dire, basterebbe questa testimonianza a giustificare il titolo Scarti, credo, no? È più che sufficiente. E soprattutto qui abbiamo, scusa Roberta se ti coinvolgo indirettamente, qui abbiamo l'abnorme della normalità, cioè si rovesciano tutte le categorie, è veramente incredibile. E il problema vero è che non è un'unica esperienza, è vero Elda? Tu che fai la chirurga, quando ne hai incontrati di questi casi? Beh, allora, Medici Senza Frontiere, che è l'associazione umanitaria con cui collaboro, ha tra i suoi obiettivi fornire, facilitare l'accesso al diritto alla salute, testimoniare ciò che vede e fare advocacy, cioè come è stato accennato prima, nessuno può risolvere i problemi umanitari da soli, men che meno in questo periodo in cui negli ultimi anni, se guardate per esempio il report relativo ai rifugiati, hanno superato coloro che sono stati costretti a scappare dalle loro case, per parlare di numeri, hanno superato i 120 milioni. Scusi. Hanno superato i 120 milioni di persone. Sono un numero incredibile che comporta sforzi incredibili e anche un bisogno incredibile di risorse che sono fornite dagli stati, ma sono fornite anche dalle persone che decidono di dare parte del loro denaro a chi ne ha bisogno. Conosco anch'io molto bene la realtà burundese perché l'università a cui appartengo, quella di Verona, ha un progetto di scolarizzazione, insegna all'Università di Ngozi, che è uno dei comuni del Burundi, ma lei ha già parlato dell'Africa e quindi io vorrei parlarvi di altri contesti, quelli medio orientali per esempio. Con Medici Senza Frontiere lavora in 72 paesi del mondo. Penso di poter dire che non ci sia crisi umanitaria in cui Medici Senza Frontiere non abbia una missione, che può essere una missione sull'emergenza, contesti belligeranti, contesti di danni climatici. Penso al Pakistan, alle grandi alluvioni del 23, ai terremoti, a tutto quello che succede e succederà, ahimè, sempre più da un punto di vista di grandi problematiche legate al clima che cambia, con buona pace di chi dice che non è vero, e in contesti di malnutrizione, cioè sulla cronicità, progetti sull'HIV, ma lavoriamo in quasi il 60% delle nostre missioni in contesti di belligeranza, cioè in contesti in cui stati attaccano gruppi si attaccano fra loro e questo comporta cosa? Comporta che il diritto alla salute nella sua versione minimale, perché la versione della salute, la definizione di salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è qualcosa che probabilmente non è vera neanche per noi, che è quella che dice che il diritto alla salute non è solo l'assenza di malattie, ma è anche la possibilità di vivere in un contesto in cui un individuo possa crescere la propria famiglia, vivere in piena soddisfazione e realizzare se stesso come persona. Questa è una visione bellissima, ma che probabilmente, anzi sicuramente non è vera nemmeno per noi. Ma quando parlo di diritto alla salute minimale intendo diritto a non morire per cose che possono essere curate, a volte in maniera molto molto semplice, con pochi farmaci o con interventi molto semplici. Io sono una chirurga, di appendice non si muore da noi, non si muore più, ma in moltissimi paesi dove i chirurghi non ci sono, dove gli ospedali sono lontani o dove, come succede ormai dal 2015 con una frequenza in crescendo, tutte le strutture sanitarie vengono bombardate. Cioè l'articolo 1 della prima Convenzione di Ginevra dice che il personale sanitario e le strutture sanitarie sono protetti sempre in qualsiasi momento. I fatti dimostrano che non è vero, perché in realtà
questa è quella che viene chiamata moral suasion, cioè è un imperativo etico, no? Ma se io non rispetto un imperativo etico, guardiamo quello che succede a Gaza, cosa mi succede? Niente, nessuno fa niente, non vengo condannato, non mi succede assolutamente niente. Per cui bombardare un ospedale è diventato un target. Lo è diventato perché se io tolgo alla popolazione di quel contesto, quale esso sia, la possibilità di curarsi, gli faccio molti più danni che buttando giù un edificio. Per cui il diritto di lavorare in sicurezza non ce l'abbiamo nemmeno noi. Per dirvi, la missione con la rotazione più ampia di equip sono le missioni che in questo momento sono a Gaza o sono nel Sudan, perché il contesto è così difficile anche per gli operatori umanitari, perché i bombardamenti non è che salvino gli operatori umanitari. Medici Senza Frontiere ha perso molti dei propri operatori sanitari a Gaza, anche in altri contesti, per quello non solo a Gaza. Quindi sarebbe estremamente importante che le leggi internazionali che, ahimè, tutti gli stati hanno firmato, quasi tutti, venissero rispettate. Invece l'impressione che abbiamo anche noi dal nostro versante è che, e poi dopo ce lo dirà Amnesty International meglio ancora, non abbiano più alcun valore. Cioè le leggi internazionali, che sono sempre state una sorta di baluardo a difesa dell'umanità, con dei limiti magari, ma adesso proprio non esistono. Sembra proprio che tutti possano fare quello che vogliono per ottenere quello che devono riuscire ad avere. Ci sono situazioni in Sudan dove noi abbiamo missioni, sia nel Sud Sudan, che era tristemente famoso fino a una decina d'anni fa, prima della sua indipendenza, adesso in Sudan. È una crisi quasi dimenticata quella del Sudan, ma ci sono 12 milioni di persone e nemmeno lì entrano gli aiuti umanitari, perché poi noi abbiamo avuto l'elezione di Trump, che non mi ricordo più se in 2 giorni avrebbe risolto la crisi ucraina, in 3 quella di Israele o viceversa, poi i giorni sono passati, hanno superato i 100 e siamo ancora lì. E non entrano aiuti umanitari a Gaza, niente. Quindi la gente muore di fame, ma ahimè muore anche di sete, perché non arriva nemmeno l'acqua. E quindi è in Sudan uguale. Le razioni alimentari di base che noi aspettavamo per il campo di Zamzam, dove ci sono 450.000 persone in un campo profughi, avete idea? Che vivono in tende, ammassati, con tutta una serie di problemi anche logistici legati alle docce, ai bagni, a tutte quelle cose che per noi sono naturali, no? Noi abbiamo delle difficoltà infinite. L'altro giorno hanno bruciato l'ospedale di un nome abbastanza impronunciabile in Sud Sudan, perdonatemi, e hanno bombardato la farmacia. L'ospedale è rimasto in piedi, ma non abbiamo neanche una garza, non abbiamo neanche un farmaco. Questo non è diritto alla salute nemmeno minimale, ripeto, minimale, non quella bellissima definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per quanto si riferisce, ricordo personalmente, giusto per dire qualcosa di personale, lo Yemen. Lo Yemen è stata ci sono stata con una anestesista udinese che è qua seduta in prima fila e ci siamo conosciute, siamo diventate amiche allora. Lo Yemen nel 2015, quando è cominciata la guerra, noi siamo arrivati in un porto, il porto di Aden, completamente bombardato, non c'era niente in piedi. La guerra è tuttora in corso, io non so cosa bombardino adesso, però la gente muore, c'è stato il colera, i bambini non vanno a scuola, e in tutto questo noi cerchiamo di portare un accesso alla salute, ripeto, minimale. Certo non possiamo pensare di essere in grado di portare, di migliorare le condizioni di vita per quanto si riferisce alle abitazioni, per quanto si riferisce all'accesso al cibo, anche se in molti contesti potabilizziamo l'acqua, Gaza per esempio, perché acqua non ce n'è. Quindi gli esempi delle cose che chi lavora nell'umanitario vede e che non riesce a ricondurre alla ragione sono infiniti. E molto spesso quando uno torna a casa
neanche lo racconta, perché noi viviamo in un contesto in cui è difficile riportare quello che si è vissuto, perché chi vive qui fa fatica e non è nemmeno giusto, perché poi uno torna dopo aver vissuto alcune esperienze e davanti a quelli che sono i problemi della maggior parte di noi, a volte in una scala dei valori veramente risibili, verrebbe da dire ma dai, ma uffa, anche coi pazienti a volte, perdonatemi, cioè noi siamo abituati ad avere, con tutte le problematiche della nostra sanità pubblica, che spero che tutti capiamo che dobbiamo proteggere fino allo spasimo, ma siamo abituati a un ricorso sanitario anche per piccole cose, tutto sommato, no? Come si fa a dire a uno di questi, ma guarda che veramente magari potevi non andare al pronto soccorso, non intasarlo, non far questo? Sono due mondi che secondo me si fa fatica a far incontrare. Si fa veramente molta fatica, anche se ci si impegna. Però quello che conta è, per voi che siete qui, per noi che andiamo, esserci, parlarci e aiutarci l'un l'altro. Grazie. Capire. Spesso sentendo queste testimonianze noi abbiamo l'impressione che ci troviamo di fronte a casi isolati, invece se guardiamo anche la statistica ci sono cose impressionanti. Riccardo, ci vuoi dire un po' di cose su questo? E soprattutto credo che il fenomeno è talmente grosso che lo dobbiamo anche tradurre in un impegno diverso. Che dici? Sì, buonasera. Io non ho mai provato a raccontare il mondo in numeri, quindi è una sfida che mi poni, lo faccio, evidentemente rappresento un'organizzazione per i diritti umani, non un istituto di ricerca statistica, quindi a ogni numero, per non deumanizzare ciò di cui parliamo, cercherò di aggiungere qualche considerazione. Intanto il primo che mi viene in mente è 30. Perché tra 2 mesi e 2 giorni sarà il 30° anniversario del genocidio più veloce della storia, commesso a pochissime centinaia di chilometri da qui, in Bosnia, nella città di Srebrenica, l'11 luglio del 1995. E questo mi porta a fare 2 considerazioni. La prima è che quando ci viene detto, ed è stato detto spesso in piazze di grandi città, che l'Europa è stata in pace dopo la Seconda Guerra Mondiale, che non abbiamo quelle cose che faceva il nazifascismo, non ci sono più. Allora, intanto c'è un'idea di Europa un po' geograficamente limitata. Forse quel discorso della Seconda Guerra Mondiale, siamo stati in pace, vale per l'Europa occidentale. Ed è anche un po' un discorso orientalista, perché sembra che quell'Europa di cui ci vantiamo chiude i confini a Trieste o a Gorizia, e che i Balcani dunque non siano Europa, o il Nagorno-Karabakh non sia Europa, o la Cecenia non sia stata Europa. E la seconda considerazione è che la parola genocidio non ha un copyright. Ne parleremo stasera. Però 30 anni fa c'è stato un genocidio in Europa, 31 anni fa in Africa, in Ruanda. È stato stabilito che lo Stato islamico ha commesso genocidio contro la popolazione yazida, e questo accade nel 2014. E stiamo parlando di genocidio contro la popolazione palestinese della striscia di Gaza da parte di Israele. Quindi questa parola non solo è tragicamente attuale, ma è stata pronunciata da corti internazionali o miste solo negli ultimi 30 anni, 4 volte. La quarta, sebbene si riferisce a un episodio storicamente precedente, cioè la dittatura e il genocidio dei Khmer Rossi in Cambogia, è stata pronunciata da un tribunale misto cambogiano delle Nazioni Unite pochi anni fa. Hai detto 12 milioni, un secondo numero di cui tener conto. È il numero delle persone che in Sudan hanno perso casa e che, come è successo in Siria negli anni 10, si sono divise
tra chi ha cercato riparo all'interno del paese e chi ha cercato riparo nei paesi confinanti. Perché questo è il destino delle persone che fuggono dalle guerre, quelle che sopravvivono alle guerre, non invadere l'Italia, ma cercare riparo intanto nel luogo più vicino a casa e poi nel paese più vicino a quello dal quale si scappa. 12 milioni di persone che hanno perso casa in un conflitto che va avanti dal 15 aprile del 23, ignorato dalla comunità internazionale, in primo luogo dall'Unione Africana, alimentato da armi che arrivano ovunque, nonostante un embargo dell'ONU, che peraltro riguarda solo il Darfur, ma che comunque è invaso da armi, e qui la parola invasione ci sta, anche in barba a una risoluzione dell'ONU. 21 sono gli stati che, secondo il rapporto di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani nel mondo nel 24, hanno introdotto o presentato proposte di legge per limitare le proteste pacifiche. Qui noi potremmo aggiungere anche 1660, che era il numero dell'ex DDL sicurezza, ora decreto sicurezza, entrato in vigore all'inizio di aprile con una manovra repentina e secondo molti incostituzionale in Italia. E l'Italia è dentro quel numero degli stati che hanno limitato la protesta. Sarà, e per noi di Amnesty International che compiamo 50 anni adesso in Italia, lo sappiamo bene che il cambiamento non arriva perché un governo è generoso, il cambiamento arriva quando la piazza lo pretende e quando la piazza lo esige. E i governi che hanno capito questa storia, che le piazze premono per avere diritti in ogni parte del mondo, adottano leggi sempre più liberticide. E allora la domanda che poi dobbiamo farci è: se il cambiamento arriva dalle piazze e le piazze vengono vietate, questo cambiamento come lo otterremo? E sottolineo otterremo, non chiederemo, neanche proveremo a chiedere, ma come lo otterremo? Ricorrendo quando sarà necessario la disobbedienza civile, ricorrendo quando sarà doveroso a un giudice italiano o europeo che dichiarerà che tutta questa roba che ci passa davanti, da protocollo Italia-Albania 1, protocollo Italia-Albania 2, decreto sicurezza, tutta questa roba qua è contraria al diritto interno e internazionale. E un giudice, io sono sicuro che non mancherà di dirlo presto. Un altro numero che mi viene in mente è 125, è il numero degli stati che hanno ratificato lo Statuto di Roma, che nel 98 si chiama Statuto di Roma perché a Roma si tenne la conferenza istitutiva, lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale. 125 sono la maggior parte degli stati al mondo. È vero, alcuni stati potenti non ne fanno parte, ma questo non interessa. Bene, negli ultimi saranno 14 mesi, 15 mesi, qualcosa anche di meno. Quella Corte Penale Internazionale, che era nata sulla base di uno slogan fondamentale, non c'è pace senza giustizia, è stata messa in discussione solo per limitarci all'Unione Europea da almeno 4 stati, i quali ci hanno tenuto a dire che per loro la Corte Penale Internazionale va bene, ed è un'espressione molto razzista questa, quando si occupa dei signori della guerra africani. Va ancora bene quando si occupa di Putin, ma quando si occupa di Netanyahu non va più bene. E allora, come sapete, 4 stati dell'Unione Europea, l'Ungheria che Netanyahu l'ha invitato e ci è andato, la Francia che si è messa alla guida di un gruppo di paesi che hanno iniziato a dire beh, insomma, i capi d'accusa vanno discussi, non è tutto bianco e nero. La Polonia, che non è guidata da un governo come quello ungherese o come quello italiano, ma il primo ministro Tusk ha detto, ha fatto, se ci pensate bene, riflettendoci un attimo, la cosa più terribile. Ha proposto, invitandolo, a una persona
che intanto dalla Corte Penale Internazionale è ricercata per crimini di guerra contro l'umanità e il cui Stato è sotto accusa alla Corte Internazionale di Giustizia per genocidio, bene, il primo ministro Tusk ha invitato ad Auschwitz nel giorno della memoria e dunque nel giorno in cui si ricorda il genocidio per antonomasia, l'autore di un genocidio. Allora forse non sono io che devo dare i numeri, è il mondo che li sta dando i numeri. È un mondo che sta impazzendo. E chiudo con l'ultimo numero, perché ci aiuta ad andare avanti. Questo è un numero 1000. Ed è il numero che rappresenta il peggio e il meglio di quello che è accaduto nel 2024 dal punto di vista dei diritti umani e dunque dal punto di vista di Amnesty International. 1000 sono gli studenti e le studenti che hanno perso la vita in Bangladesh in poche settimane, quando la ex prima ministra Sheikha Hasina presentò una proposta di legge per riservare quote nella pubblica amministrazione in maniera sproporzionata diritto all'etica come eccedenza ai veterani, ai figli dei veterani della guerra di liberazione del 71. E per gli studenti e le studenti quello ha significato un colpo mortale al loro futuro, perché voi sapete in Bangladesh le opportunità di lavoro sono due: o la pubblica amministrazione o si vanno a fare vestiti, spesso morendo mentre li si fa, per i nostri mercati occidentali, roba che noi compriamo a basso costo. E allora dalle università è partita una protesta enorme, di massa. La prima ministra ha dato l'ordine di sparare a vista e 1000 sono state le persone che manifestando pacificamente sono state assassinate. Ma in quelle notti in cui si dormiva poco, come si dorme poco in Serbia, come si dorme poco in Georgia, che sono gli esempi di coraggio più belli che arrivano da quella che è Europa fino in fondo, nonostante qualcuno dica che l'Europa è quella soltanto dell'Unione Europea, che è piena di doppi standard comunque, in ogni caso. Solo per il trattamento dei richiedenti asilo, dei migranti, è piena di doppi standard. Ma anche nei sogni più visionari, forse nessuna e nessuno delle persone che stavano in piazza in Bangladesh avrebbe immaginato che non dopo 3 anni, non dopo 3 mesi, ma dopo 3 settimane, la prima ministra Sheikha Hasina se è dovuta andare di corsa in esilio. La sua proposta di legge è stata cestinata. E un certo giorno di luglio dello scorso anno una delegazione di questi studenti e di queste studenti si è ritrovata a circondare il nuovo capo del governo ad interim, il premio Nobel per la pace Mohammed Yunus. Questo non vuol dire che in Bangladesh è tutto risolto, è tutto finito. Però questa è la storia che ci dice come le conquiste sono piene di sangue, piene di sudore, piene di fatica, piene di dolore, ma le piazze non si arrendono. E fino a quando non trovano quello che hanno ottenuto, costi quel che costi, vanno avanti. Come disse un'attivista algerina, dice: i miei mi dicevano sempre stai a casa, non ti mischiare, non ti mischiare. E sono scesa in strada e ho capito che la mia famiglia stava in strada. Ho sceso le scale. Io questa frase, ho sceso le scale, poi dopo ricordiamocela magari, scendere le scale da casa per andare in piazza a proposito di che fare. E dice: io ho sceso le scale e ho scoperto che la strada è la mia famiglia. E una volta che scendi le scale per stare in strada non ci torni più a casa, perché senti che casa tua è la strada. E questa forse è la lezione che dobbiamo cominciare ad apprendere dagli studenti e dalle studenti del Bangladesh e dal cambiamento che hanno imposto. Grazie. Grazie. Prima di andare in strada aspettate un attimo, poi ci andiamo insieme. Sono d'accordo, ci mancherebbe. Volevo però tornare sul problema dell'Africa perché c'è un tema scottantissimo secondo me
è che tutto questo avviene dopo il postcolonialismo. Cioè tutta la polemica postcoloniale ci avrebbe dovuto, sto pensando agli anni 60 in poi, tutta la polemica ci avrebbe dovuto portare verso l'Africa in maniera completamente diversa, invece siamo passati, come diceva Marco G, dal colonialismo all'abbandono. E il paradosso è che ci siamo passati dicendo, beh, ma ormai sono maturi, i popoli possono fare da soli, no? L'Africa, come diceva Monsignor Comboni, ridiamo l'Africa agli africani, soltanto che Monsignor Comboni lo diceva nell'Ottocento, quando tutta l'Europa sfruttava l'Africa. Dirlo adesso significa abbandonare l'Africa, no? Perché è comodo, dopo che l'hai sfruttata, andartene e dire mo vedete voi che sapete fare. Per cui noi siamo abituati a decentrare il nostro sguardo, ne abbiamo parlato anche molto spesso a Vicino Lontano che l'Europa non è più il centro del mondo, ma di solito lo decentriamo questo sguardo pensando che il centro del mondo sta in California da un punto di vista tecnologico, in Cina da un punto di vista del lavoro, adesso in India forse per la tecnologia. E l'Africa non c'entra mai in questo discorso, è incredibile. Eppure, se provassimo a guardare all'Europa dall'Africa, che cosa succederebbe? Beh, succederebbe già una cosa, che dovremmo opporre una collettività a un individualismo sfrenato, il che non è poco. Io lo so che mi ripeto, però siccome è una mia fissazione, beh, io devo citare un antropologo che diceva che, insomma, l'io non è che lo spazio vuoto tra il noi e il nulla, è detto da Lévi-Strauss, è tutto un programma. Ecco, rispetto a questo, secondo me, l'Africa ha ancora molto da dirci, vero? Che dici? No, lei. Vous allez peut-être m'excuser. Allora, forse mi scuserete, vi chiedo di perdonarmi. Le regard que j'ai, Diciamo che peut-être c'est pas il mio modo di guardare, la prospettiva mia, non rappresenta quello di tutti. No, dicevo se poteva riprendere il discorso che faceva prima, io sono nella misura in cui noi siamo. Le discours je suis dans la mesure où nous sommes. Oui, je vais arriver par là. Ok. Sì, ci volevo arrivare, infatti. Mais d'abord, je voudrais vous dire Ma prima un'altra que cosa. l'Europe n'a Volevo pas dire che tourné l'Europa le regard non ha voltato il proprio sguardo, diciamo, non ha guardata, parce que perché ce continent questo continente intéresse tout le monde, interessa a tutti, pas les personnes, però non, ahimè, le persone. mais les minerais, Interessano la richesse i minerali, le ricchezze che del l'Africa sottosuolo, le risorse che ci sono in Africa. intéresse les Américains. Queste les sì che Chinois, interessano les all'America, Européens. alla Cina, agli europei e a tutti. Au début, je voudrais vous dire, je Però remercie io ci tengo soprattutto tous les missionnaires a ringraziare i missionari italiani qui ont construit les hôpitaux, che hanno costruito gli ospedali, l'assistenza e lì c'è stato un interesse delle persone, per la loro dignità. Le capitalisme a Viceversa, il capitalismo changé la donne. ha cambiato completamente la situazione, L'humanité ha scompaginato, l'umanità a perdu son ha sens. finito col perdere il suo stesso senso. Non tutti. Maintenant, quand vous E le quindi I regard bianchi hanno fatto colonialismo. que nous pouvons adesso apporter, quello che noi, il nostro contributo, quello che noi possiamo dare, je le puise e io dans le cœur de lo d'un vedo grand homme, Monseigneur nel Desmond Tutu cuore ad esempio di Monsignor Desmond Tutu et Mandela, e Mandela, inevitabile. l'homo Ubuntu, L'uomo Ubuntu, qui veut dire ovvero je suis cosa significa? parce que nous Significa sono perché noi siamo. C'est maintenant notre tour Questo messaggio e adesso tocca a noi africani, de frapper à votre cœur. tocca a noi bussare al vostro cuore.
E non è l'uranio che andate a cercare in Congo per fare le batterie, non è il coltan, non è il cobalto, i diamanti, tutte queste fonti. Non c'è solo questo, ci sono i vostri fratelli e sorelle ed è importante umanizzare l'umanità. Però il giorno in cui questi africani, perché quello che fa soffrire noi africani, e questo lo voglio dire, sono gli stessi africani spesso la causa, perché non hanno capito bene niente, nel senso che i ricchi d'Africa, i ricchi e che vanno d'accordo con i ricchi d'Europa e del mondo, loro ovviamente stanno sempre bene e sono d'accordo. I loro figli tanto frequentano le migliori università americane. Quando si ammalano, cosa fanno? Non vanno in qualunque ospedale, vanno nelle migliori cliniche dell'Occidente. E poi si è obbligati a creare dei conflitti per riuscire a vendere armi. La logica è nota, ma poi se non ci fossero conflitti in Africa ci sarebbero delle fabbriche che chiudono, dei posti di lavoro persi. E quindi dobbiamo vederci tutti come un'unica famiglia umana. Solo questo farà cambiare la prospettiva, proprio il modo di guardare l'umanità. Però dire che gli europei, gli occidentali non si sono occupati di Africa, non è vero, sono più presenti che mai. Posso fare un esempio che si ricollega alla crisi in corso all'est della RDC, la Repubblica Democratica del Congo. Lì l'Unione Europea ha mostrato la milizia M23. Però i mercenari, che ne so, più di 1000 venuti dalla Romania. La Romania peraltro è membro dell'Unione Europea, ma di questo si è poco parlato, per la vergogna ovviamente. Lo stesso Belgio ha cominciato a dire condanniamo il Ruanda, ma avrebbero dovuto prima di tutto invece sedersi attorno a un tavolo e dire il nostro re Leopoldo del Belgio ha cominciato. Quindi riflettiamo bene, non è che vogliamo rifare le frontiere, però quello che questi giovani reclamano scendendo in strada, ovvero la dignità di essere dei cittadini, questo è un po' quello che gli africani dovrebbero pretendere dall'Occidente e riflettere su questo principio Ubuntu. Grazie mille. Prima ad Elde e poi a Riccardo vorrei formulare la stessa domanda. Mi pare che noi ci troviamo mutando posizione nel rovesciamento di categorie, no? Lei parlava di una normalità dell'abnorme, qui troviamo un'abnormità della normalità. Voi, nella vostra esperienza di giramondi a diverso titolo ovviamente, come vi rapportate con questo mondo europeo che giudicate ovviamente negativamente, ma qual è l'ottica che portate dalla vostra esperienza, che avete, non solo cosa avete da rimproverare all'Europa, e molte cose ci saranno, ma anche come gli altri con cui siete a contatto, come ci vedono, perché questo anche è interessante ed è importante per formare l'umanità di cui parlava lei.
non era preparato tutto questo, quindi andiamo tutti ad improvvisare. Dunque noi dobbiamo andarcene fra mezz'ora, quindi mi pare che questo è un problema. No, veloce, No, quello che puoi scherzando, dire, che certo. richiederebbe una discussione infinita. Certo. Dovresti ovviamente. scrivere un libro ognuno di voi. Una discussione infinita. In questo momento parlo di sanità, perché è quella di cui non è sono un poco. po'. Poi tutte le altre sono esperienze che ognuno vive come essere umano. Lei ha parlato del Nord Kivu, che ai più forse non è noto, ma è la regione dove hanno ammazzato il nostro ambasciatore. Per dire, nel Nord Kivu Medici Senza Frontiere ha pubblicato a ottobre del 24 un rapporto che si chiama Chiediamo aiuto. E rispetto a cosa chiediamo aiuto? Chiediamo aiuto rispetto a una zona, ma non è l'unica nel mondo, in cui le donne sono vittime di uno stupro come arma di guerra. E il rapporto Chiediamo aiuto, che abbiamo pubblicato nell'ottobre del 24, parla in un anno di 25.600 e mi pare 15 donne curate nei presidi di Medici Senza Frontiere. Ma avete idea, è un numero impressionante, e senza dimenticare gli stupri fatti dalle truppe delle Nazioni Unite in giro per il mondo, perché ce ne sono tanti, in Mali, nel Tigray, in un sacco di paesi africani, dove le truppe non solo europee, perché sapete che le truppe delle Nazioni Unite possono appartenere a uno qualsiasi dei 193 paesi che siedono nelle Nazioni Unite, ma dove arrivano, dovrebbero tutelare e garantire la sicurezza delle persone, però arrivano e si comportano in alcuni contesti come conquistatori, ma si sono distinte molto bene truppe europee, tipo quelle francesi per esempio, che hanno fatto una parte terribile da questo punto di vista. E le donne che vengono stuprate sono, come del resto in tutto il mondo, responsabili di questo, no? Il loro villaggio non le vuole più, e Dio non voglia, ammesso che esista, mi perdonino i cattolici, che rimangano incinte, perché in quel caso è veramente una catastrofe. Nell'ospedale di Medici Senza Frontiere di Rutshuru, che è in quella regione lì, è l'unico ospedale dei tanti che ho visto nelle mie varie missioni in cui, separata dall'ospedale, c'era una cosa un po' più carina, casette di legno in mezzo a un giardino, che si chiamava Mamma Village, dove Medici Senza Frontiere accoglieva e tratteneva le donne vittime di stupro, perché, ripeto, è diffusissimo, è diventata un'arma di guerra, nessuno ci fa niente. Si calcola che della guerra etnica di cui parlava lei siano 500.000 i figli vittime di stupro, un numero impressionante, che non sono nessuno, perché nessuna delle due etnie di appartenenza li riconosce come propri. E per tornare a Srebrenica, è nata addirittura un gruppo dei figli dello stupro, che è stato il primo grande stupro di massa, perché lo stupro come arma di massa nella prima e nella seconda guerra mondiale era visto come il naturale soddisfacimento dei bisogni di questi poveri militari, no? Non era ancora diventato quello che è adesso. Adesso è un'arma di punizione del nemico e la donna sta in mezzo, ma con numeri impressionanti. Ripeto, il rapporto Chiediamo aiuto è disponibile su internet, con il problema poi dei figli e di tutto quello che ne consegue, e del fatto che io penso, a volte cerco di immaginare una donna che dà alla luce un figlio vittima di stupro, ogni volta che vede suo figlio, a cui è sicuramente legata da amore e d'affetto, però rivive quello che ha passato. E Medici Senza Frontiere di questo si è occupato molto, ma non si è occupata solo nel Nord Kivu, se ne è occupata anche in altre regioni. Lo stesso, questo è un po' dappertutto, anche in Eritrea abbiamo avuto un sacco di problemi, nella regione del Tigray ci sono stati un sacco di stupri. Cioè, e lì noi cosa possiamo fare? Accogliere le vittime e cercare di aiutarle. Come in guerra non c'è quasi missione di Medici Senza Frontiere che non abbia uno psicologo, perché aiutare
ad accettare di convivere con ciò che è successo, vuoi che sia la guerra che mi ha fatto scappare, mi ha fatto perdere tutto quello che ho e sono rimasto io e un sacchetto di nylon con 4 oggetti, vuoi che io sia vittima di una guerra etnica, comunque sia, ho perso tutto e non vedo futuro. Allora, la domanda è come ciò che non è Europa vede l'Europa e come Amnesty International riceve questo messaggio. Allora, definiamolo convenzionalmente il sud e l'est del mondo, per capirci. Vedono l'Europa come complice del genocidio Gaza, perché Stati europei continuano a mandare armi. Vede l'Europa come traditrice della giustizia internazionale. Il quarto Stato che citavo prima, l'Italia, è quello che ha rimandato su un volo di Stato un ricercato dalla giustizia internazionale, cioè un miliziano libico con ruoli di governo, al-Masri. Ci vedono come i campioni dei doppi standard, ci vedono come quelli che al massimo, quando va bene, considerano una popolazione come meritevole di aiuti umanitari, ma non mai come soggetto politico. Faccio 2 piccoli esempi per essere breve, anche non importantissimi, non di grande politica, però per dire ciò che il Sud e l'Est hanno come priorità è quello che abbiamo noi in Europa. Allora, qui da noi in Europa si discute se stare o meno su X. Ovviamente c'è un problema. Il problema è che la tecnologia è di proprietà di miliardari che sono entrati dritti nelle stanze del potere, non ce lo nascondiamo. Musk, ma non è l'unico a comportarsi male. E quindi noi diciamo, di fronte a questo che facciamo? Stiamo su X, non ci stiamo, e giù dibattiti estenuanti in cui ci si divide in sottocategorie, ci sto, ma giusto per vedere, ci sto, ma mi faccio un'altra piattaforma. Il sud e l'est del mondo hanno bisogno di stare sulle piattaforme, e su X in particolare, perché nelle piazze dove vige l'apartheid di genere, come in Iran e come in Afghanistan, le donne non ci possono più andare. Anzi, in Afghanistan l'unico diritto che è rimasto loro è quello di respirare ancora, e chissà per quanto. E allora le piattaforme come X servono esattamente per rendere virale e globale una protesta che nelle piazze non puoi più fare. Oggi la protesta alle donne in Afghanistan viene vietato di pregare, e loro pregano su X con un video. Alle donne in Iran è vietato di cantare soliste, e loro cantano soliste in rete. Quindi il nostro, se stare o meno su X, è un problema sciocco, tipico del nord del mondo. In Gran Bretagna gruppi di femministe festeggiano quando una corte toglie diritti a un altro gruppo. La Corte Suprema inglese ha stabilito, per banalizzare, che le donne trans non possono andare nei bagni delle donne, perché ha stabilito, come del resto ha stabilito Orbán e tanti altri suoi seguaci, che insomma, il sesso è quello della nascita, per dircelo in termini semplici. E quindi a Londra grandi vittorie, con in prima fila la scrittrice Rawlings, che ha festeggiato questa vittoria sul suo yacht con un sigaro acceso e un boccale e un flute, scusatemi, di bollicine. Questa vittoria celebrata come un successo dei diritti, e qui di nuovo Orwell avrebbe scritto un libro, no, sulle vittorie celebrate in nome dei diritti quando tolgono i diritti a qualcun altro. Bene, nel sud del mondo le donne trans vengono ammazzate a migliaia ogni anno. Qui non hanno neanche il problema di se un giudice gli dà torto o gli dà ragione se possono andare nei bagni per le donne. Vengono ammazzate a migliaia in Colombia, in Brasile, in tanti altri paesi. E quindi anche questo problema, che è stato celebrato anche qui in Italia, anche da soggetti progressisti, come una grande vittoria in nome dei diritti, non possiamo più avere donne trans nelle palestre, nei bagni per le donne, evviva! Nel sud del mondo non gliene frega nulla, perché il problema è molto più serio, che le ammazzano, le sterminano. Ecco la differenza del sud e dell'est del mondo e noi.
che ci occupiamo di cazzate. Scusate. Beh, Roberta, sei già chiamata in causa perché in qualche modo bisogna uscire dai fatti, no? E risalire anche alle responsabilità. Tu hai sempre scritto che il diritto è un'eccedenza rispetto ai fatti e che l'etica è un'eccedenza nei confronti del diritto. Allora bisogna ricominciare dalla morale? Ecco, io non so Da se quale morale? se si sente. Sì. Si Si sente? Sono molto grata che per una volta, diciamo, questi poveri scarni concetti che io vado svolgendo sono stati talmente riempiti di evidenza che per una volta credo risulterà comprensibile anche quello che io modestamente mi affanno a dire da parecchio tempo. Io avevo così un'eredità ginevrina, una maîtresse à penser, che diceva che il diritto sta a mi-chemin entre la justice e la police, no? A mezza via fra la giustizia e la forza, la polizia. E con questo dava voce, diciamo, a quello che è da sempre il paradosso del diritto, che deve in qualche modo fondarsi per essere operativo su quella forza che pure deve regolare. Questo però che cosa vuol dire, soprattutto appunto con gli occhi al nostro presente di appunto normalizzazione dell'abnorme, in nome della norma per di più con la N maiuscola? Beh, vuol dire che evidentemente quando ci sono due poli per quanto riguarda quel vincolo sostanzialmente all'arbitrio del potere non legittimo o che depassa, che supera i suoi limiti di legittimità, questi vincoli è chiaro che sono appunto a metà strada, per così dire, nel senso che dipendono sia dalla forza che li mette in atto che dall'idealità che li costituisce. Allora però qual è il problema? Che mentre il diritto, laddove diciamo si dice vigente e anche vincolante, è scritto, i suoi ideali stanno solo in un posto che non è scritto e visibile, stanno nelle nostre coscienze. La giustizia come tale trascende sempre, l'ideale trascende sempre la lettera della legge. E questo è il senso profondo, io credo, del titolo di quel libro che Francesca Albanese pubblicò un paio d'anni fa ormai, e cioè J'accuse. E cioè che cos'era questo J'accuse? J'accuse, io accuso chi? Beh, è diciamo detto da un esponente dell'ONU, dal relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori occupati in Palestina. Il J'accuse è in qualche modo rivolto a tutti coloro che fanno parte della comunità internazionale, che sono certamente gli stati membri dell'ONU, ma quindi i loro cittadini, le loro coscienze, diciamo i luoghi in cui i fori delle coscienze individuali e collettive, in cui alberga, diciamo, il senso stesso dei vincoli e delle regole che dovrebbero appunto limitare l'arbitrio e la violenza dei potenti. Allora, questa è l'eccedenza che però in noi non è. Allora, siccome prima appunto si parlava anche fra i numeri, no? Di cui ci parlava Nuri, c'era quei mille studenti che scendono in piazza e in qualche modo accompagnano con il loro corpo animato dalla loro mente, dalla loro coscienza di che cos'è il giusto. Ecco, qui io direi che c'è un suggerimento per tutti noi. Questo gioco
dei potenti che sempre in qualche modo appiattisce il diritto sulla forza e fa sì che si snocciolino nel mondo le atrocità di cui avete sentito parlare fino ad ora, ecco, continuerà questo gioco imperterrito finché l'altro polo tace o si auto-oscura nell'ignoranza. Io vorrei quasi concludere leggendovi un piccolo testo che ho messo in epigrafe di questo libro e che ho trovato in un libro del 45 di un filosofo che si chiama Ernst Cassirer e che ho riscoperto, diciamo, come la descrizione fotografica di quello che succede nell'oggi. Ciò che abbiamo appreso alla dura scuola della nostra vita politica moderna è il fatto che la civiltà umana non è per nulla quella cosa ormai saldamente fondata che una volta supponevamo essa fosse. Io mi scuso, sono balzata sulla sedia quando ho sentito nominare le forze dell'ONU stupratrici. Ecco, la nostra scienza, la nostra poesia, la nostra arte, la nostra religione non sono che una superiore mano di vernice sopra uno strato molto più antico che arriva fino a una grande profondità. Dobbiamo essere sempre pronti a violenti sconvolgimenti che potranno scuotere dalle fondamenta il nostro mondo culturale e il nostro ordine sociale. Questo credo ce l'abbiamo sotto gli occhi adesso. E allora forse per concludere, siccome sono stati nominati prima, è stato nominato l'Ubuntu, è stato nominato Mandela. Forse molti di voi ricordano di quando Mandela disse il Sudafrica non avrà raggiunto la libertà dall'apartheid fino a che non l'avranno raggiunto i fratelli palestinesi. E i fratelli palestinesi erano in quel momento rappresentati dall'uomo a cui Mandela si rivolgeva, da quel Marwan Barghouti che giace in catene da anni ormai innumerevoli. Ecco, questa connessione che è un altro modo, no? di far vedere che cosa vuol dire che la Palestina è in qualche maniera, diciamo, il paradigma, l'emblema di ciò che succede nel mondo. Credo che sia estremamente importante da tenere presente, da ricordare. Oggi la voce, ecco, prima è stato detto, il diritto si è fatto valere almeno appunto nelle pronunce, la grande pronuncia sul genocidio della Corte internazionale di giustizia dell'Aia, i mandati d'arresto internazionali per i 3 leader del governo israeliano come per i 3 leader di Hamas. Ecco, questo essersi fatti sentire così. Ecco, ma noi abbiamo sentito risuonare, diciamo così, lo spirito, se vogliamo, di Kant dalla bocca degli avvocati della delegazione sudafricana, che nel loro inglese così caldo, così largo, così comprensibile, ci hanno reinsegnato che cosa anche l'Europa è stata. Perché forse io quello che vorrei dire rispetto al senso complessivo di quello che andiamo dicendo, ma certo che l'Europa è stata anche in tutta la sua modernità il soggetto di una feroce rapina dei continenti. L'Europa è stata genocidaria dalla sua nascita moderna, ma quello che è incredibile eppure da in qualche modo preservare e salvare è che accanto alla faccia buia della luna europea c'è stata la faccia splendente, diciamo così pure, di quello che oggi è tanto vituperato, l'illuminismo, la semplice ragione umana che, detta così, sembra un concetto quasi mitico, la dea ragione, così orrendamente deformato dalle filosofie correnti della storia, come ci fosse appunto un telos della storia. Invece no, la ragione modesta che è la nostra e che è la ragione pratica, attenzione, non nel senso soltanto che fa le cose, ma nel senso che definisce ciò che è da fare, i fini. Se voi ascoltate i discorsi dei leader europei, i discorsi per esempio
anche di un Letto, di un Draghi, che ci raccontano come si fa per ottenere per esempio un riarmo senza spendere troppo, ecco, loro i fini non se li pongono affatto, loro non pongono la questione se sia giusto il riarmo così come esso è inteso, appunto come un liberi tutti, e basta, diciamo così, farlo in maniera che non si spenda troppo. Allora, questo è un po' il punto. La ragione pratica altro non è che da un lato quella polo ideale senza cui il diritto crolla sulla forza e si appiattisce su quello, e dall'altro è una capacità di operare che deve farsi anche, attenzione, deve farsi proprio ingegneria istituzionale, capacità di costruire istituzioni, così come voi in qualche modo fate mettendole in opera. Se posso, io vorrei richiamarmi a due diciamo, uomini che hanno usato in questi anni la parola disarmo, anche disarmante e disarmata, quindi forse tre, ma mi riferisco soprattutto al Papa che non c'è più nella sua, diciamo, nella sua omelia pasquale, che ha parlato di un disarmo universale come sola condizione perché gli organismi internazionali diventino veramente all'altezza di quello per cui nello spirito della dichiarazione, diciamo, dello Statuto dell'ONU erano state creati, e a un uomo che da tempo, da molto tempo, ma con un libro chiarissimo da pochi anni, Luigi Ferraioli, gira il mondo mostrando la possibilità concreta di riformare il problema che l'ONU, cioè il problema che fa sì, come si chiedeva disperatamente Chantal Meloni pochi anni fa, ma com'è possibile che l'ONU non riesca a fermare un genocidio che è sotto gli occhi di tutti? È possibile, naturalmente, si dava una risposta, perché chi poi decide non sono i giudici, ma sono gli stati, quegli stati che o sono fuori dalla Convenzione o comunque la tradiscono. E questo è il punto. Come possiamo fare perché questi non abbiano più la forza di decidere, perché la forza di decidere ritorni a chi ha concepito i principi, che sono in definitiva quelli che ha formulato, certo, la parte dell'Europa che ha dato inizio all'età dei diritti. E che cos'è quest'età dei diritti se non semplicemente una patria, diciamo così, che non ha radici di sangue e di terra, perché ne ha di carta e di pensieri, ha le carte, e quindi come tale si ritira in quanto particolare e apre al mondo, perché le carte le sanno leggere tutti e la ragione umana è di tutti, nonostante Lévi-Strauss è quello che poteva dire. Io vorrei evitare un pericolo, e lo dico con molta franchezza, che qualcuno esca di qua e dica che va sempre a finire così al contrasto tra ricchi e poveri e compagnia. Guardate che i poveri sono gli scarti più numerosi dell'umanità. Non è una ideologia, è un dato di fatto. C'è una novità adesso, che i ricchi non solo, come dice Staglianò, hanno vinto loro, no? Ma hanno sempre vinto. Il casino è che adesso i ricchi sono alleati anche con i potenti, quindi i poveri sono poveri e impotenti. Questo è un altro paradosso. E se non lo diciamo noi che ci occupiamo di scarti, ma chi lo deve dire questo? Però è una realtà di fatto. Vorrei chiudere invitando tutte e cinque loro, ma velocemente con due parole, anche perché abbiamo solo 7 minuti, a dire cosa possiamo fare. Di solito io mi cito sempre Herder Camara, che diceva che quando dono qualcosa a qualcuno sono un buono, quando mi pongo il problema del perché esistono i poveri sono comunista. Ora, voglio dire, noi possiamo essere buoni, possiamo anche essere comunisti, ma questo oggi non basta. Allora, praticamente, velocemente, cominciando da Viviana, cosa possiamo fare di concreto? Velocemente, 3 parole ciascuno. Allora,
Concretamente io direi, proprio così, è chiarissimo, sostenere comunque, al di là di tutte le riflessioni, di tutte le critiche, il lavoro degli umanitari. Proprio sostenerlo. Abbiamo qui 2 grandissime organizzazioni, ognuno può scegliere. E quella è la parte buona. Maison Shalom International in Ruanda, che adesso posso anche dirlo, sta sostenendo 100.000 bambini e rifugiati con un'educazione di altissima qualità, per cui i risultati ci sono. Per cui dare un contributo che sia anche finanziario, non guasta, ma sostenere non solo con i fondi, ma con tutto quello che si può fare. Secondo punto, sembra banale, però cominciando da noi, imparare e insistere perché tutti possano studiare l'educazione, la formazione in tutti i settori di qualità per capire come funziona il mondo. Però questo non è solo il nostro diritto, deve essere educazione di qualità per tutti, per cui formazione, educazione in tutti i sensi, non solo scuola, anche per i giornalisti che hanno un ruolo importantissimo di raccontare come sono le cose basate sui fatti. E terzo, ovviamente, cambiamenti politici, strutturali, che permetteranno la riforma dell'ONU, la riforma del dialogo internazionale, però fare delle scelte informate che permettano agli altri 2 punti anche di avere dei risultati. Vai, velocemente. Dovremmo iniziare col non chiederci più se una cosa che facciamo è utile o non è utile, cioè scindere il fare dal successo di quello che facciamo. Noi dobbiamo fare delle cose perché sono giuste, non perché sono utili. Ieri ero a Cinisi per la commemorazione dell'assassinio di Peppino Impastato, un grande di questo nostro paese, e con i familiari di Peppino dicevamo: ma Peppino scendeva le scale, voleva cambiare il mondo, poi i primi 100 passi nel cambiare il mondo settero di fronte alla mafia. Ma lui non è che aveva le idee perché alla fine della sera l'idea era coronata dal successo, c'era un'idea e la praticava perché era giusta. Quindi fare le cose perché sono giuste, a prescindere se sono utili, scopriremo che molte più di quelle che pensiamo inutili in realtà sono utili. Una cosa pratica: parlate con i vostri parlamentari di riferimento. A novembre si rinnova il memorandum tra Italia e Libia. Ditegli e dite alle parlamentari e ai parlamentari di votare no. Elda. Io non ce l'ho una risposta, davvero. Se penso ai contesti più brutali di questo momento, al Sudan, a Gaza, e penso alla mobilitazione che c'è stata nel mondo e che non ha condotto a niente. E ci siamo mobilitati molto, quindi al di là delle nostre scelte personali, sulle quali condivido quello che hanno detto i due relatori che mi hanno preceduto, cioè possiamo premere sui politici? Sì, forse sì, ma dovremmo, credo, siccome il problema è internazionale, trovare un modo, e qui è da sanitario che parlo, di fare una rianimazione efficacissima delle Nazioni Unite e fare in modo che ritorni ad essere un'istituzione in grado di indirizzare gli Stati, togliere il diritto di veto che hanno i 5 che hanno vinto la guerra ormai 80 anni fa, perché questo ha bloccato un sacco di possibilità, e lavorare così, ma non lo so se come singoli individui possiamo fare qualcosa, sono gli Stati che devono fare questo e non lo so qual è il nostro potere nei confronti degli Stati. Non vorrei essere pessimista, ma la vedo dura. Tu come la vedi, Roberta? Tieni, che possiamo fare? Ma io dico solo tenere alto questo polo ideale, ma che vuol dire una cosa molto, molto semplice. E vuol dire credere di più nella mobilitazione dal basso e credere di più in questa non perché sia utile ma perché è giusta. Ma vi pensate che non è arrivato neanche nei giornali, diciamo nella maggior parte dei giornali, almeno la notizia che comunque in quello che oggi per molti è il cuore di tenebra del mondo, cioè Gerusalemme, c'è stato ieri e l'altro ieri un immenso convegno di
organizzato dalle molte, 50-60 associazioni israelo-palestinesi, sul tema della pace, che non è possibile peraltro senza fine dell'occupazione. Ora, che migliaia di persone nella situazione più difficile, perché poi contrastati da Zahal, contrastati dalle forze di polizia, eccetera, si mobilitino, e che noi, che potremmo e che facciamo altrettanto, lo facciamo però così, ciascuno un po' per conto suo, senza sapere gli uni degli altri, quasi senza volerne sapere. Ecco, questo forse è il nostro limite, ma la voce anche dal basso, il grassroots, l'iniziativa esiste, può farcela, può arrivare. Peraltro, quell'orizzonte che ha citato anche lei prima, e cioè modificare gli statuti dell'ONU. Ma oggi c'è un progetto che sta circolando per le accademie di tutto il mondo, che esca dalle accademie questo progetto, perfetto, che venga discusso da tutti ogni volta nei bar. Non è così difficile prospettare un insieme di istituzioni di garanzia e non tanto di istituzioni di governo, che facciano sì che i diritti proclamati e soprattutto il rifiuto di risolvere i conflitti con le guerre vengano resi operativi ed efficaci. Si può fare. Tu che dici? Che ci dici? Chiudi tu, dai, vai. Moi, je suis toujours optimiste. Ottimista, sono Parce que, sempre ottimista. Come vedete, c'est mon histoire. anche perché guardo la mia storia personale. Moi, j'étais rien, j'étais dans la rue. Io non ero nulla, ero per strada, Désespérée. ero circondata da disperati io per prima. Soyez vraiment des bâtisseurs. Quindi cercate tutti di essere dei costruttori di questa speranza. Io penso che il male non avrà mai l'ultima parola. Et je suis convaincue. E sono anche persuasa che Faisait son devoir. se tutti, ognuno e tutti, facesse il proprio lavoro come il piccolo colibrì, Puisque les autres font du bruit. anche perché gli altri fanno solo rumore, Faisons du bruit. allora facciamo anche noi rumore e così ce la faremo, vinceremo, perché già in questa sala, J'aime bien cette salle. mi piace molto questa sala piena che mi fa volare, mi dà delle ali, se ci pensate. Ne sont pas des fous. Qui non ci sono dei pazzi. Quand j'écoute ces braves femmes qui E étaient ascolto avec invece ce brave monsieur, queste brave donne, questi bravi uomini qui attorno a me, ognuno nel suo che fa un sacco di lavoro. Non dobbiamo mai avere paura, no, il male non vincerà mai, non avranno mai loro l'ultima parola, vinceremo noi. Roberta va gagner. La vittoria dei ricchi Roberta non è vincerà. eterna. Noi tutti e voi tutti Grazie a vinceremo. tutti, grazie a voi e grazie a questo splendido pubblico. Vicino lontano vi abbraccio a tutti.